essere. Clamorosa evasione a Padova, un detenuto per omicidio si è volatilizzato durante un permesso in una comunità a pochi passi dal carcere Due Palazzi, si era laureato diventando un carcerato modello. Stamane l'addio di Elisa Girotto, la mamma trevigiana morta a causa di un terribile male che ha donato alla sua bimba 18 doni per il futuro. Mamma proteggimi, il messaggio sulla bara. Referendum indipendenza in Catalogna, vigilia ad alta tensione, spara ad un seggio, racconto del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, ora a Barcellona come osservatore. Acque sempre più tempestose in casa centrodestra dopo la direttiva dei vertici regionali di Forza Italia sui candidati alle prossime amministrative, la Lega replica, pronti a correre da soli. Stamani l'assemblea dei residenti di quartiere Pertini a Mestre contro le occupazioni abusive delle case e il degrado, rabbia e richiesta dei cittadini. Il ministro dell'istruzione Valeria Fedele a Treviso incontra la studentessa che in una lettera aveva raccontato di essere stata vittima di bullismo. Sei un esempio, le dice, e le propone di fare da testimonial. 46enne tunisino evade dagli arresti domiciliari nel Padovano, chiede ai carabinieri di tornare in carcere perché non vuole stare chiuso in casa con la moglie. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, la cronaca in primo piano, clamorosa evasione a Padova, un detenuto condannato per omicidio è scappato durante un permesso premio fuggendo dalla comunità che lo ospitava, in questi anni si era laureato in filosofia, ora è caccia all'uomo. Ha ringraziato chi si era fidato di lui scappando. Boris Rasnik, 43 anni, serbo, è fuggito dalla comunità Piccoli Passi di Padova che ospita detenuti del Due Palazzi che durante la pena dimostrano di comportarsi bene dietro le sbarre. Rasnik, recluso a Padova dal 2003 per scontare una condanna a 23 anni per omicidio e di altri 4 per altri reati, si era prima diplomato in ragioneria e a giugno di quest'anno laureato in filosofia. Era stato portato a esempio positivo nazionale del reinserimento di un detenuto nella società grazie allo studio. Con buoni risultati, come testimonia appunto il voto di laurea, si è laureato a pieni voti e anche con una certa dedizione ad uno studio che ha conosciuto solo in carcere. La Piccoli Passi, gestita dal gruppo operatori carcerari volontari, attivo a Padova da almeno 35 anni, è una vera casa dove durante il permesso premio i detenuti possono incontrare i familiari anche per tutto il giorno, pranzare, cenare, fermarsi a dormire. Rasnik poteva allontanarsi da lì solo per 3 ore al giorno, sempre accompagnato da un volontario, senza uscire dal comune di Padova, al massimo spostandosi verso la vicina Limena solo col bus. Prima che finissero i 4 giorni di permesso premio è riuscito a eludere la sorveglianza dei volontari e a salire sull'auto di qualcuno che quasi di certo lo ha già riportato in Serbia. Il dottore in filosofia doveva scontare ancora una dozzina di anni di carcere, ha preferito la libertà, quella studiata sui libri, ma ha tradito la fiducia delle istituzioni. Ci spostiamo nel Trevigiano, l'addio questa mattina ad Elisa Girotto, la coraggiosa mamma di 40 anni morta a causa di un terribile male. In una chiesa gremita di gente le parole di Don Giovanni che colpiscono il cuore, solo per chi ama c'è un dopo. Tantissima gente ha voluto salutare Elisa, la mamma coraggiosa ed immensamente dolce che si è spenta alcuni giorni fa a causa di un carcinoma al seno. Le parole di Don Giovanni che entrano dritte nel cuore, solo per chi ama c'è sempre un dopo. Lo sguardo di Alessio, il marito, rivolto a quella bara ricoperta di fiori e le frasi colme di amore e di dolore della poesia che ha voluto dedicare alla sua amata. Non posso più svegliarmi con te, pranzare, dormire, regalarti tulipani. Non posso più dirti ti amo, ma posso ancora amarti insieme per sempre. E se toglie il fiato, quell'elenco di non potrò più che tu adesso hai scritto prima della morte di Elisa, restano vere per sempre le tue ultime parole. Potrai, Alessio, ancora amare. Potrai, Alessio, ancora amare tua moglie, tua figlia, i tuoi familiari, i tuoi amici.
La storia di Elisa ha commosso l'Italia, la storia di una mamma, di quell'amore immenso unico verso la figlia, di quella battaglia contro il mare che sapeva di non poter vincere, ma anche della forza e del coraggio che ha dimostrato sempre. Il suo pensiero rivolto alla piccola, che non potrà vedere crescere, accompagnare a scuola, non la potrà sostenere, coccolare, ma lei ci sarà ogni istante della sua vita. Lei sarà sempre accanto alla sua piccola. Elisa ha voluto donare 18 regali alla bimba, uno per ogni compleanno, fino alla maggiore età. Un pezzetto di lei, del suo cuore, del suo grande amore. Elisa ha creduto nell'amore insieme a te, Alessio. Questo rende la vostra coppia, la vostra famiglia bella, attraente, originale. Rimangono le foto, i ricordi indelebili del matrimonio fra Elisa ed Alessio e di quello scatto colmo di dolcezza con la sua bambina e di quelle parole che trafiggono il cuore. Referendum indipendenza in Catalogna, vigilia di alta tensione, spari ad un seggio, il racconto del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, ora a Barcellona come osservatore. Ore cruciali per il voto più atteso. Di ora in ora la situazione vede salire la temperatura perché si avvicinano le urne nella Catalogna che vuole l'indipendenza. Quelle urne che hanno portato a sequestri e arresti da parte del governo, alla gente in piazza, alle camionette delle forze dell'ordine. Un gruppo di agenti della Guardia Civile, il corpo di gendarmeria spagnolo, è entrato nel centro delle telecomunicazioni del governo catalano per impedire la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla consultazione. Bloccate tutte le attività informatiche, ma Barcellona dice voteremo lo stesso. Anche per questo il governo catalano ha chiamato nella capitale gli osservatori internazionali come il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, che in queste ore ha potuto subito assaggiare il clima della città. Rispetto a questa mattina si vede qualche furgone della Guardia Civile in giro in più, ci sono nei punti magari più delicati attorno a Piazza Catalunya, negli incroci in moto per squadra che sono lì comunque a presidiare. Stamane un briefing con gli altri osservatori, mentre la città mostra paradossalmente due volti, quello blindato e quello dei turisti che continuano imperterriti a godersi Barcellona, mentre la tensione sale di ora in ora. La polizia dovrebbe essere usata per le sommosse, usata per il terrorismo contro i malviventi, ma vedere una polizia usata per mettere in difficoltà una consultazione referendaria sinceramente non me l'aspettavo nell'Europa del terzo millennio, quindi il mio augurio è che domani chi vuole dei catalani possa andare a esprimersi. E sul referendum sull'autonomia del Veneto abbiamo sentito il professor Paolo Feltrin, che ha sottolineato come la consultazione abbia già prodotto un primo risultato concreto. C'è un fatto importante e interessante a mio avviso, che si è tornati a ragionare in maniera sensata di regionalismo, di differenziazione. E questo è il primo risultato già raggiunto dal referendum per l'autonomia del Veneto. A sottolinearlo il professor Paolo Feltrin, politologo e acuto osservatore dei nostri tempi, che ammette come anche lui non fosse convinto dell'importanza di questa consultazione che si terrà il 22 ottobre. Dice non serve a niente, forse anch'io probabilmente avevo un'opinione del genere, però almeno questo, che si torni a discutere di che cosa sono le regioni, di che cosa dovrebbero fare, di come è possibile differenziare un po' le funzioni e tutto, questo è un aspetto interessante, utile, ecco. E non è l'unico risultato, considerando l'accelerazione di un'altra regione che ora chiede più autonomia. Anche la stessa iniziativa dell'Emilia Romagna è un po' frutto di questo rincorsa tra regioni, ecco, questa idea di una rincorsa virtuosa tra le regioni a fare di più e di meglio mi pare utile. Importante quindi discutere sull'autonomia, quanto secondo Feltrin inutile invece parlare di secessione come sta accadendo in Spagna. La cosa che stiamo osservando è che in realtà non si va da nessuna parte, cioè anche il blocco catalano mostra un'impossibilità di andare a risolvere la questione, come lo si è visto nei Paesi Bassi e come lo si è visto in Scozia. Quindi sotto questo profilo non vedo un nesso particolare tra la vicenda dei referendum Veneto e Lombardo e questa di queste tre aree europee critiche, no? Non a caso l'impressione che si ha è che tutti cerchino di trovare una via di uscita senza alzare troppo il livello dello scontro.
Ci spostiamo nel veneziano, folta presenza dei residenti di quartiere Pertini a Mestre questa mattina durante l'assemblea organizzata per unire le forze e dare un chiaro messaggio alle istituzioni locali. Ma qui il quartiere deve reagire, sto quartiere deve ritornare a quello che era una volta, tranquillità, operosità. Come annunciato, i residenti di quartiere Pertini a Mestre si sono riuniti numerosissimi sabato mattina nella sala della biblioteca per lanciare un forte messaggio alle istituzioni locali e ribellarsi al degrado e alle occupazioni abusive. Purtroppo si predica bene in Italia e si razzola male, perché tutte le promesse che fa questa amministrazione non sono vere, sono solo dichiarate sui giornali, però qua non abbiamo visto niente di tutto questo. Noi non ci fermeremo mai, noi abbiamo detto che andremo sino alla fine e siamo con la gente sino alla fine. Qui abbiamo un quartiere ormai occupato da abusivi e da un degrado imperante, quindi oggi l'assemblea con le centinaia di persone che sono intervenute e molti interventi proprio per ribadire la necessità, la volontà di un quartiere intero di venire fuori da questa situazione che ormai riteniamo intollerabile. Un quartiere frequentato soprattutto da anziani, ma anche da molti giovani. Siamo giovani e vogliamo che la situazione sia sempre presa in mano da chiunque per garantire al massimo la legalità per noi e per gli anziani soprattutto, specialmente chi è solo, come avete detto prima. A monitorare la situazione anche la consigliera comunale Silvana Tosi, che ha preso un impegno. Mi attiverò con l'assessore Zaccariotto ma anche col commissario dell'Atter affinché dia la disposizione di tutte le case dell'Atter qui in zona che siano segnate. Noi continueremo a seguire la questione, a monitorare la situazione qui in quartiere Pertini, a vedere se effettivamente le cose miglioreranno oppure no. Il sindaco leghista di Carceri nella Bassa Padovana sfida la prefettura e firma un'ordinanza. Chi vuole ospitare i profughi deve prima avvisare il comune. Piuttosto di trovarci con decisioni calate dall'alto, ci sia la possibilità di avere informazione, di essere informati prima su eventuali contratti e su eventuali arrivi di profughi nel nostro territorio. Privati e cooperative ora lo sanno. Il sindaco di Carceri, comune delle Stense, nella Bassa Padovana, deve essere avvisato dell'arrivo dei profughi. Chiunque metta a disposizione una casa per l'accoglienza dei migranti deve prima comunicarlo al sindaco, altrimenti incorrerà in una sanzione che va dai 2.500 ai 15.000 euro. Il privato che ha intenzione di dare o è stato contattato da una cooperativa deve informare il comune che sta ragionando sul fatto di firmare un contratto d'affitto. Ma credo che sia insomma una cosa giusta. Se non lo fa può prendere una multa di 2.500 euro minimo. Il sindaco leghista Tiberio Businaro ha firmato un'ordinanza destinata a far discutere e prima nel suo genere nel Padovano. Non è un'ordinanza antiprofughi precisa, ma serve al comune per verificare l'idoneità dell'alloggio e sapere il numero preciso dei migranti. Insomma, una questione di rispetto per Businaro, che avvisa la prefettura. Loro fanno il loro lavoro e io li rispetto, però nello stesso tempo devono capire che anche noi che siamo nel territorio, che rappresentiamo i cittadini, che rappresentiamo questi comuni, piccoli comuni, dobbiamo tutelare il nostro territorio. Ed ora parliamo delle banche venete. Per mercoledì prossimo i risparmiatori truffati andranno a Roma nel sit-in di protesta davanti a Montecitorio. Chiedono di essere risarciti come vittime da reato. Banche venete voragini da 19 miliardi e 600 milioni di euro, di cui 10 miliardi spariti nel 2014-2015, 200.000 le famiglie venete truffate, in totale 500.000 in tutta Italia. Il 4 ottobre si sono dati appuntamento a Roma, in piazza Montecitorio, per la giornata nazionale del risparmio tradito. Al governo chiedono l'istituzione del fondo vittime da reato, per i cui risarcimenti chiedono altresì di attingere dai cosiddetti fondi dormienti, cioè da quei libretti al portatore rimasti a tutt'oggi inutilizzati.
a fine luglio sono arrivati 2 miliardi da Banca Italia nel conto del Tesoro, quei 2 miliardi sono a disposizione per le vittime del reato bancario, devono essere utilizzati. Presenti a Roma mercoledì prossimo una trentina le associazioni dei risparmiatori veneti frodate dalle 2 banche venete, insieme ai rappresentanti delle 7.500 piccole e medie imprese venete, uniti sotto il segno di un unico slogan: il credito deteriorato va analizzato. Così un imprenditore edile di Conselve, da debitore, si è ritrovato ad essere creditore nei confronti dell'istituto di credito. La storia. Quindi aveva un debito da 200.000 e ne ha portato a casa 750.000. Quindi questi crediti deteriorati che le banche chiedono di rientrare perché dicono che sono soldi che loro avanzano, bisogna analizzarli uno per uno. Acque sempre più tempestose in casa centrodestra dopo la direttiva dei vertici regionali di Forza Italia sui candidati alle prossime amministrative. La Lega replica, pronti a correre da soli. Che sia o meno, come alcuni credono, un tentativo di alzare la posta in chiave amministrativa e un modo per dimostrare al proprio elettorato di non essere l'anello debole dell'alleanza, quella direttiva rischia di essere un boomerang. Alle comunali insieme se il candidato è nostro, parole e musica del commissario regionale di Forza Italia Adriano Paroli, e acque sempre più tempestose nel centrodestra, anche perché la replica del numero 1 della Lega in Veneto non lascia spazio a interpretazioni. L'iniziativa di Paroli è arrivata forte e chiara e noi abbiamo recepito forte e chiaro. Noi andremo per la nostra strada con i nostri candidati, con le nostre liste, con delle nostre liste di appoggio, e Forza Italia farà il suo corso, farà altrettanto. Gian Antonio Darè non fa sconti, ma le partite di Vicenza e soprattutto Treviso sono troppo importanti, per questo c'è chi ha una linea più morbida, almeno per ora, come il coordinatore provinciale della Marca Dimitri Coin, che auspica di uscire presto dall'impasse. Certo è che per ora la direttiva di Paroli ha un solo risultato. Provoca una corsa in solitaria o comunque della Lega senza Forza Italia, e quindi questo sarà, diciamo, quello che succederà non solo a Treviso ma succederà anche a Vicenza. A rapporto già barcollante non aiuta nemmeno il caso Chisso, con una Lega che chiede a Forza Italia di prendere le distanze da entusiasmi sulla figura dell'ex assessore regionale. In questo caso però Paroli è stato chiaro: Chisso non farà più politica, questa è solo strumentalizzazione, ma sul nodo candidati alle elezioni ancora non ci sono ripensamenti. In politica ho visto cambiare le cose 2 o 3 volte al giorno, 2 o 3 volte alla notte e anche sul mezzogiorno, quindi tutto è possibile, però ad oggi questa è la situazione, così come definita, così come voluta e cercata da Forza Italia. In una Treviso controllata ad ogni angolo da forze dell'ordine militari, è arrivata in mattinata ospite del Festival della Statistica il ministro dell'Istruzione Fedeli, che ha voluto incontrare la studentessa del Cerletti, che in una lettera al giornalino scolastico aveva raccontato di essere stata vittima di bullismo. Perché noi avevamo un rapporto più personale. Grazie per il tuo coraggio e per l'esempio che dai alle altre ragazze. A Treviso, ospite del Festival della Statistica, il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha voluto incontrare in prefettura la 18enne Sinda Gindubi, la studentessa del Cerletti di Conegliano, che ha raccontato con una lettera al giornalino scolastico di essere stata vittima di bullismo, ma di esserne anche uscita. Una testimonianza che il ministro ha chiesto a Sinda di poter utilizzare nelle scuole di tutta Italia. Tu sei stata bravissima e stai aiutando tantissimo anche altre ragazze ed altri ragazzi, questo ti dovrebbe rendere orgoglioso e ti volevo davvero ringraziare di cuore. Secondo me l'unico consiglio che posso dare è che con la scuola bisogna sempre parlare, con i genitori soprattutto, e tenerli informati, perché senza di loro io ho fatto fatica ad andare avanti. Sono, diciamo, i pilastri sono i pilastri della nostra vita, di come siamo fatti noi. Lei è una sana testimonianza, una buona pratica su come si può contrastare il bullismo e anche il cyberbullismo. Significa assolutamente non sentirsi da sole,
dire subito a genitori, famiglia e scuola quello che sta avvenendo, intervenire e non subire. Consigli che Sinda, che frequenta la terza superiore e sogna di aprire una fattoria didattica, già dà a chi le chiede come comportarsi. C'è qualcuno che mi viene a chiedere dei consigli e io sono felice anche di questo perché ho visto già subito dei risultati, nel senso che mi hanno chiesto dei consigli, gli ho dato il consiglio di cui avevano bisogno e hanno reagito di conseguenza. Ministro Fedeli, che prima di dirigersi verso la Camera di Commercio per un dibattito sull'alternanza scuola-lavoro è tornata a parlare di vaccini, niente deroghe, si va avanti, disponibilità al dialogo con i genitori, ma anche pieno appoggio ai dirigenti che applicano la legge. Chi invece persiste, lo dico, chi persiste nel non vaccinare e nemmeno nel prenotare la vaccinazione, guardate, è il genitore che si sta assumendo, io soffro, ma è il genitore che si sta assumendo la responsabilità di far perdere una opportunità straordinaria di formazione educativa al proprio figlio. È mancato nella notte, stroncato da un infarto, Olol Jackson, 48 anni. Oggi... Un passato anche in politica con i Verdi. Jackson è stato uno dei leader del presidio No dal Molin. La notizia della sua morte ha fatto in fretta il giro in città e sui social, destando profonda commozione. 46enne tunisino evade dagli arresti domiciliari nel Padovano, chiede ai carabinieri di tornare in carcere perché non vuole stare a casa con la moglie. Piuttosto che scontare gli arresti domiciliari vivendo gomito a gomito 24 ore su 24 con la moglie, un tunisino ha preferito farsi arrestare presentandosi alla stazione dei carabinieri di Limena con il borsone pieno di vestiti e la richiesta di tornare in cella. Un appello disperato che però non ha impietosito i militari, pur denunciato per evasione, in quanto non avrebbe dovuto uscire da casa senza l'autorizzazione del tribunale di sorveglianza. Dopo la direttissima è stato rispedito nuovamente nella sua abitazione, dopo aver patteggiato 5 mesi di carcere, costretto come vera pena a sopportare la moglie. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari, nuova guida dei giovani industriali di Treviso. Ieri l'assemblea nella sede di Farm alla ricerca di una soluzione per invertire l'invecchiamento delle imprese. Meno 20% di imprese guidate da under 30 nella Marca, un dato che impressiona, una rotta che va cambiata. Per le imprese del territorio è arrivato il momento di trovare soluzioni, a partire da chi, come Alessandra Polin, è stata appena eletta alla guida di Un'Industria Giovani e si dice convinta che gli strumenti già ci siano. A partire ad esempio dall'Industria 4.0, che è uno strumento che è stato messo a disposizione e che è stato utilizzato. Molto probabilmente deve entrare ancora di più all'interno delle aziende. È stato uno strumento utile per grandi realtà, probabilmente è stato poco capito dalle piccole realtà. Cornice ideale per l'Assemblea degli Industriali Junior è la sede di H-Farm. Qui dove il campus dà la possibilità di formare le idee del futuro per le imprese, il numero 1 Massimo Donadon si dice ottimista e sulla situazione attuale individua un percorso. Ci siano dei giovani che sappiano aiutare le generazioni precedenti a interpretare lo scenario nuovo. Ci sono dei consumatori che stanno entrando sul mercato che sono completamente differenti, c'è un tema di linguaggio che va adattato a questi consumatori. Nel frattempo prosegue la roadmap verso la fusione fra un'industria Treviso e un'industria Padova, tanto tra i senior come tra i giovani. Si continua sulla strada della condivisione dei valori, che credo sia alla base di ogni scelta e di ogni progetto che voglia essere un progetto vincente. Devo dire che con la Presidente Anna Viel abbiamo in comune tantissimi valori e quindi questo ci porterà a una fusione, ma che sia di intenti oltre che di struttura. In occasione della giornata mondiale del cuore, eventi e conferenze organizzate dall'ULSS 6 per sensibilizzare i padovani alla prevenzione. L'educazione alla salute e la prevenzione attraverso i controlli sono le prime cure utili per contrastare le malattie cardiovascolari. È il messaggio lanciato in occasione della giornata mondiale del cuore. Per questo l'USL 6 Ugane ha promosso al Museo della Medicina di Padova incontri con esperti aperti alla cittadinanza. Prevenzione che può essere molto efficace nelle malattie cardiovascolari, una corretta dieta, quindi una dieta mediterranea a chilometro zero, attività fisica, lotta all'obesità e al fumo. La prevenzione non ha età,
età e si deve fare fin dalla nascita. Le malattie cardiovascolari sono tra le più diffuse nel nostro territorio. Noi nella grande ULSS Euganea, nei nostri centri, facciamo 18.000 ricoveri nelle nostre cardiologie, 55.000 visite ambulatoriali, 33.000 procedure diagnostiche e strumentali. Oltre alla prevenzione è importante che edifici pubblici come scuole e palestre siano dotati di defibrillatore. Quello che vedete lì è uno dei tanti modelli di defibrillatori semiautomatici. Il defibrillatore è uno strumento salvavita, molto facile da usare. Misurazione della pressione attraverso strumentazioni sempre più precise, visite specialistiche, molte le dimostrazioni nel chiostro del Musme in via San Francesco, dove in passato era nato il primo ospedale di Padova, una città che ha una lunga tradizione legata alla cardiologia. E questa tradizione di eccellenza della scuola medica padovana continua nei secoli anche oggi, quindi è importante ricordare come il cuore a Padova abbia avuto in Vincenzo Gallucci, il grande cardiochirurgo che ha fatto il primo trapianto in Italia. Il campo della cardiologia, della cardiochirurgia è una delle grandi eccellenze mediche padovane, per cui credo che Padova si debba mantenere aggiornata anche riguardo alle strutture. Il nuovo ospedale lo stiamo aspettando da tanto tempo, speriamo si acceleri tutto. Ed è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Molte nubi sulle nostre regioni, anche con qualche pioggia sui rilievi. Vediamo insieme le previsioni di domenica 1° ottobre. Sul Veneto più nubi con qualche breve rovescio sulle Alpi settentrionali. Prevale il tempo asciutto e soleggiato altrove, anche se con una diffusa e parziale nuvolosità. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere più o meno stazionarie, massime tra i 15 e i 20 gradi, valori minimi tra 12 e 15 gradi circa. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà asciutto e soleggiato, ma vanno segnalate più nubi sulle Alpi centro-occidentali senza fenomeni associati. Le temperature anche in questo caso saranno più o meno stazionarie, le massime saranno previste tra i 17 e i 21 gradi, valori minimi attesi tra 8 e 13 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, più nubi sui settori centro-settentrionali con addensamenti e rovesci sparsi, maggiore soleggiamento altrove. Le temperature massime sono previste tra i 19 e i 22 gradi, valori minimi attesi tra 15 e 18 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti moderati settentrionali. Dal nostro meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.